non ho sentito parole in più, non ho sentito fronzoli, non ho sentito il solito racconto che ci fa la politica, ma ho sentito cose molto basiche. Noi non abbiamo bisogno di parole, abbiamo bisogno di fatti. Le categorie economiche venete promuovono il pragmatismo del nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi. Per Confindustria ha toccato i temi giusti. Ha fatto degli importanti riferimenti sia per le imprese, sia per il turismo, sia nella parte iniziale per l'aiuto che oggi il governo deve dare alle attività più deboli, alle attività che più hanno sofferto in questi mesi. Un discorso molto pragmatico, con pochi fronzoli, ma così assolutamente d'effetto. Mi ha colpito molto per quanto riguarda il mondo dell'impresa, che in sostanza il messaggio è dobbiamo salvaguardare i posti di lavoro, ma le imprese devono camminare con le proprie gambe. L'imprenditore sa quando deve continuare a fare l'imprenditore, ma che ci sia da parte del governo una politica di sostegno. Dall'altra parte sull'autonomia c'è una delusione perché non ha speso neanche una parola. Sia Carraro che Pozza sottolineano l'importanza data da Draghi al rilancio degli istituti tecnici, che devono formare i lavoratori che realmente servono alle imprese. Questa forma di preparazione non viene sfruttata al massimo dai giovani. A me ha colpito un passaggio fra gli altri, che è quello legato alla parità di genere. Ha posto una questione che è sul tappeto da molto tempo e che in qualche maniera debba essere risolta, penso, fra le prime cose